Presso l'abbazia della Vangadizza a Badia Polesine si è aperta un'opportunità per gli artigiani che cercano una sede e la possibilità di dare valore in termini commerciali al proprio lavoro. Fino al 31 dicembre, in comune o presso Coop Services, è possibile fare richiesta per l'assegnazione degli spazi recuperati, il cui affitto mensile varierà dai 200 ai 300 euro. Le aziende che risulteranno assegnatarie potranno usufruire di contributi in conto capitale per il 50%, fino ad un massimo di 50.000 euro, per l'allestimento dei locali e l'acquisto di macchinari, attrezzature, tecnologie informatiche, progettazione e software specifici dedicati all'attività. Come illustrato nella conferenza stampa di martedì 23 ottobre 2012, inizierà a breve e si concluderà entro il 2013 l'intervento di recupero delle barchesse dell'abbazia della Vangadizza, finalizzato ad ospitare attività legate alle arti e ai mestieri dell'artigianato artistico e tradizionale. La destinazione, ad esempio, i cui lavori stanno per partire è quella delle botteghe artigiane, che è in memoria di antiche tradizioni di lavoro, ma è anche un recupero funzionale di una zona. E così via dicendo. Abbiamo presentato una richiesta per poter restaurare un altro corposo pezzo dell'abbazia per inserirvi una scuola prestigiosissima di restauro, patrocinati in questo dall'Accademia di Bologna e grazie anche al dottor Zannini. Le barchesse della Vangadizza, oggetto del restauro, si trovano tra l'ingresso all'abbazia di Via Cigno e il passaggio pedonale per il Parco Munari. Saranno ricavati almeno 5 insediamenti produttivi dai 50 ai 120 metri quadrati, coperti con pannelli fotovoltaici. Il progetto di restauro è stato curato dall'architetto Ettore Vio, in collaborazione con l'ingegner Claudio Giarola, su incarico del comune di Badia Polesine. La ditta che eseguirà i lavori sarà Ducale SRL. Le misure sono circa in media sui 70 metri quadrati l'una e quindi rappresentano una buona superficie media che consente di lavorare in uno spazio relativamente attrezzato, per unità che vanno dalle 2 alle 3 persone ciascuna e che quindi hanno a disposizione minimo 15, 18, 20 metri quadrati. Ci sono servizi comuni, reti comuni di scarico, reti comuni dell'acqua, reti comuni del gas, che in qualche maniera aiutano anche a formare un tessuto che trasferisce da una unità all'altra non solo teoriche o possibili amicizie tra i singoli operatori, ma anche quello che è il know-how di ciascuno. I lavori stanno per iniziare, in questione penso di qualche settimana. Tra l'altro alcuni lavori di messa in sicurezza erano già stati anticipati perché c'era il rischio del crollo del muro verso nord. Il restauro purtroppo chiede sempre dei tempi lunghi, che sono dovuti prima di tutto agli eventuali elementi che in sede di progettazione non possono essere conosciuti, perché se io scavando un pezzo di fondazione trovo dentro un resto archeologico devo fermare, chiamare la sovrintendenza, sapere come mi devo comportare, presentare eventuali progetti alternativi, e queste cose da sole fanno perdere 1, 2, 3 mesi a seconda del tipo e della gravità di questi ritrovamenti. Il comune di Badia Polesine sta cercando di recuperare tutte le fonti di finanziamento possibile per far sì che l'abbazia ritrovi quella centralità culturale ed economica che aveva nel suo periodo di massimo splendore. L'abbazia della Vangadizza è al centro degli investimenti della municipalità. L'abbazia ha avuto dei lavori che si sono eseguiti in 3 stralci funzionali susseguenti. Il primo di 1.400.000 euro ha avuto come scopo la messa in sicurezza dell'infrastruttura statica. Il secondo stralcio di 500.000 euro ha avuto come scopo la messa in sicurezza del perimetro. E il terzo stralcio, che è quello che ci interessa, è quello per le botteghe artigiane, il cui quadro economico di spesa è di 1 milione di euro. Il ribasso è stato circa del 16%, il che ci consente di avere una disponibilità di 100.000 euro per poter fare altri piccoli interventi che si dovessero rendere necessari.
Il progetto, ideato da Coop Services Società Cooperativa, prevede la realizzazione del Centro per la valorizzazione dei mestieri dell'artigianato artistico. Abbiamo raccolto la sfida lanciata dal Comune di Badia Polesine di trasformare il complesso monumentale della Vangadizza, nato molti secoli addietro con una funzione economica molto importante. La sfida è ridare vita a quella componente economica tanto importante per il nostro territorio, svolto per tanti secoli dall'abbazia della Vangadizza. Lo facciamo introducendo i mestieri dell'artigianato artistico e rivolgendoli a tutto il territorio con un'attività di ricerca utile non solo alle imprese della Vangadizza ma anche a tutte quelle del territorio e non solo. Le imprese che si inseriranno e quelle esterne che prenderanno parte alle attività del centro, grazie alla qualificata presenza di un gruppo di aziendalisti, troveranno assistenza su promozione e marketing, convenzioni con istituti di credito, ricerca delle agevolazioni, relazioni istituzionali, formazione e internazionalizzazione. Il progetto di recupero delle barchesse mira a sviluppare l'attrazione turistica, creando nuova imprenditorialità e nuova occupazione. Credo che se i giovani iniziano ad investire nella cultura avranno molte più possibilità e quindi anche già in questo si trova per loro un risvolto, una chiave diversa per interpretare il futuro. E inoltre si possono avvicinare a delle realtà che magari non è sempre così facile valutare. Adesso c'è tutta una riscoperta comunque di quello che è il mondo artigiano, di quelle che sono le possibilità anche lavorative offerte dal mondo artigiano. E inoltre si verrebbe anche a creare un movimento, perché appunto abbiamo collaborazione anche con delle università. Le università sono proprio frequentate dai giovani. Questo vuol dire che assieme a questo turismo culturale di cui parlavo si muoveranno sicuramente moltissimi giovani e questo movimento porta a degli scambi proprio anche tra culture, quella che è una cultura badiese e quella che può essere una cultura universitaria di un'altra città. E sicuramente attraverso gli scambi avviene la crescita, avviene la ricerca di un percorso diverso e si forma qualcosa di nuovo, di diverso. Quindi in quest'ottica credo che sia veramente un'opportunità per i giovani del nostro paese, ma non solo, anche per i giovani che verranno nel nostro paese. Il progetto di recupero delle barchesse della Vangadizza dunque non mira soltanto ad un intervento sugli immobili di interesse storico, ma si inserisce in una prospettiva più ampia per diventare uno spazio e flusso continuo di idee, ricerca e arte.